20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'attualità come sempre su Antenna 3. Ci sono alcuni temi ovviamente che vogliamo discutere insieme ai nostri ospiti questa sera. È di fatto comunque la giornata in cui il governatore Luca Zaia ha annunciato ufficialmente la data, convocando tutti i cittadini veneti al voto il prossimo 22 ottobre, firmando quel decreto stamattina a Palazzo Balbi. Ne parleremo tra poco perché il titolo è provocatorio ovviamente in tema di legittima difesa, anche se è un po' diverso quello che è accaduto nelle scorse ore. Saluto e ringrazio i due ospiti. Per la Lega Nord Mariella Mazzetto, ben trovata. Da Padova, da Silea invece il primo cittadino di Silea, Silvano Piazza. Buonasera anche a lei. Buonasera a tutti. Vi faccio vedere quello che abbiamo raccontato fresco di notizia subito sabato, per poi arrivare a quel che invece abbiamo approfondito oggi, quando questo ranger nella notte tra venerdì e sabato, nel tentativo di fermare i ladri, ha esploso un colpo di pistola che ha colpito in faccia un giostraio di 36 anni che ora lotta tra la vita e la morte. L'inseguimento era da parte dei carabinieri, poi l'intervento appunto del ranger dopo alcuni assalti ai bancomat. Vediamo la cronaca di sabato. Raffica di assalti ai bancomat, una banda in fuga, l'inseguimento con una gazzella dei carabinieri, l'intervento di una guardia giurata che spara e colpisce alla testa uno dei tre banditi. Notte da Far West nella Marca, conclusa con un giovane giostraio ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Cafoncello e due complici tuttora ricercati. La sparatoria intorno alle 4:30 della notte in via Pomini, la strada che collega Barconna a Vedelago. La banda, dopo aver tentato di far saltare il bancomat di Veneto Banca a Trevignano, era in fuga su una BMW rubata a Silea. All'inseguimento una pattuglia dei carabinieri allertata dall'allarme dell'istituto di credito. Le vetture incrociano l'auto di un vigilantes che cerca di bloccare la fuga dei banditi ed esplode alcuni colpi di pistola. Uno colpisce alla testa uno dei fuggitivi, un 36enne residente a Giavera del Montello, appartenente ad una nota famiglia di giostrai coinvolta anni addietro in diversi episodi di cronaca. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Treviso in condizioni disperate. I complici sono riusciti a scappare facendo perdere le proprie tracce nei campi. I carabinieri continuano le ricerche al setaccio diversi campi nomadi della Marca. Può essere, ci sono qui in paese e anche nei paesi vicini, ma non si sa niente. No? Io qua quasi 9 anni, però 8 volte mi è rubato. Il colpo della Castellana non è l'unico di questa notte di fuoco. Nelle ore precedenti infatti si erano verificati altri 2 assalti, non si sa se da parte della stessa banda, uno fallito all'Unicredit di Carbonera e l'altro riuscito alla filiale di Fontane di Villorba della Banca Popolare di Vicenza. Il bottino non è ancora stato quantificato. Ecco, questa è la cronaca. Allora Mazzetto, ricominciamo da qui. Tema differente rispetto a quello della legittima difesa, ma poi non tanto lontano. Nelle settimane scorse abbiamo raccontato del giudice Mascolo, si ricorda, che vuole si è armarsi. differenziato dagli altri, no? Anzi, un plauso a questo giudice che non ha paura di dire quello che pensa. Di solito i giudici insomma stanno molto attenti, invece da apprezzare, e domani ci saranno con la Lega Nord e con Matteo Salvini in quel di Verona, sarà ospite anche lui, insomma, assieme a confermato alla fine? Mi pare di sì, però la voce lui aveva smentito. Io sono arrivata qui adesso, non ho osservato, ma se viene noi lo accogliamo. Se ha cambiato idea perché ha altri impegni, può darsi, non voglio dire, non voglio aggiungere nulla di più. Essendo stato in macchina e avendo lavorato tutto oggi pomeriggio, non ho visto le ultime notizie. Beh, questi sono dei fatti che lei ha raccontato di violenza, ma che non sono nuovi. I giostrai, la maggior parte, hanno sempre rubato, cioè noi sappiamo ancora da quando ero piccola che stavano attenti, c'erano le giostre in Prato della Valle, dicevano state attenti a noi ragazzini, state attenti perché i giostrai non sono ragazzi, non sono uomini e donne come noi, ma hanno delle differenze peculiari. Cioè cosa significa questa attenzione? Perché sono di etnia diversa, saranno rom da quello che ho capito, no? Dal suo servizio, e quindi accanto a quello che è un lavoro di facciata, se così si può dire, serio, perché un giostraio, insomma, se è una giostra, so che ci sono giostre che deve essere a norma, quindi insomma sembrano persone per bene, dovrebbero avere tutte le carte in regola, ce l'avranno, in realtà poi nel loro mucchio, nella loro enclave esistono anche questi soggetti che
vogliono far quadrare i conti che magari non tornano, perché fare il giostraio non pensa che sia un lavoro che possa dare soldi, e quindi cercano queste scappatoie. In realtà è successo questo caso, no, quasi un morto, insomma, mi pare. Mi dispiace per il giovane, perché di fronte a una morte o questo ferito grave, insomma, ti dispiace, ma sono ragazzi che hanno sbagliato, cioè ragazzi che hanno sbagliato strada, ragazzi che hanno scelto una via facile, pensano che sia facile per guadagnare, quindi sono al di là del bene e del male, sono al di là della legge. Poi è logico che entra la legittima difesa, anzi questo governo non va avanti in questa legge, ci sono tanti e tanti ostacoli. La Lega ha presentato un emendamento dove si parla prettamente di legittima difesa, ed ecco la giornata clou di domani, il senso, no, di questo 25 poi ci aprile. torneremo. Sì, ma lo dico. Tra l'altro, e quindi insomma non so se chi ha sparato abbia fatto bene o male, ma adesso vive nella paura, bravo, no? Dopo, tra poco ascolteremo anche l'avvocato. Perché se ci sono altre forze dell'ordine, quelle ordinarie, di norma dovrebbe aspettare prima loro. Ecco, mi pare che questo c'è un codice. Però ora vive nel timore di ritorsioni, certo. chiaramente. Ascolteremo l'avvocato tra poco. Tra l'altro, Sindaco, abbiamo seguito più volte il caso di Silea con furti, con la sua attenzione e l'installazione di nuove telecamere, l'auto di grossa cilindrata, questa BMW utilizzata per la fuga, pare appunto sia stato oggetto di furto nel suo comune. Cosa dice di quel creduto? È sicuramente un fatto grave, però io vorrei porre l'attenzione su un aspetto fondamentale. Qualche giorno fa, forse 2 settimane fa, c'è stata una liberazione di 17 giostrai, non meglio definiti, o rom, che dir si voglia, per vizio di forma. Ora, dov'è il vizio di forma? Qual è il vizio di forma? Chi non ha rispettato le regole di questa forma? Non erano stati interrogati nei tempi, si ricorda? Come mai non sono stati interrogati sui tempi? Allora, qui purtroppo non si vuole toccare un aspetto fondamentale. Rubare paradossalmente rappresenta sempre un'azione della cosiddetta libertà individuale. Serve poi allo Stato civile... Un'azione contro la libertà individuale, no? Sì, della libertà. ma non sarà mica uno libero di rubare, no? Però, no, ci mancherebbe altro che uno sia libero di rubare. Ecco. Il vero problema, quando li hai presi, dovresti metterli a processo. Certo. Il fatto che siano oggi in libertà per vizio di forma, dove nessuno è responsabile di questo errore, di cui non si sanno i nomi dei responsabili, di chi si è dimenticato, di chi doveva fare, eccetera. Ecco, questo secondo me è l'aspetto più grave, perché io dico, i delinquenti ci sono sempre stati nella storia dell'uomo, però uno Stato civile è in grado di reagire, di prenderli e metterli in galera. Ora, se cominciamo con i famosi vizi di forma, non ne veniamo fuori. Questo secondo me è l'aspetto più grave di tutte le faccende che abbiamo, per esempio, qui in provincia di Treviso. Io francamente non sono d'accordo sulle posizioni del giudice Mascolo. Ecco, stavo per arrivare, cioè non condivide quella sua ma insomma uscita. Mi fa sorridere lo Stato che manca però, no? Però dice che lo Stato manca e anche la giustizia. Lei vuole giustizia e poi non è d'accordo con il giudice, allora non cosa sono vuole? d'accordo con niente, con il suo modo di pensare solo. No, non sono d'accordo con il giudice, il quale sembra che adesso si sia svegliato, come se il problema un anno bisogna fa, che tutti si sveglino i giudici, sarebbe un bel esempio questo. Su giudice Mascolo, no, che è della Calabria, sbaglio, quindi questo matrimonio con la Lega lo trovo simpatico. Nessuno si è sposato, noi non siamo per l'unione non ho dubbi, ma insomma io andrai a vedere le sue sentenze, andrai a vedere le sue cose. Faccio una ricerca, ma insomma, libero. Ma si può andare a vedere, per esempio c'è stato un caso di un maestro, ma sì, ma ci sono tanti casi, allora a questi giudici che a un certo punto sono più giudiziosi di altri, eccetera, io andrei a vedere tutto. Il vero problema è che sulla giustizia non si ha il coraggio di dire bene le cose come stanno, di verificare perché qualcuno è fuori, perché qualcuno è dentro, perché ci sono i vizi di forma, e purtroppo i giornalisti, non so per quale ragione, hanno tante informazioni tranne quelle che riguardano i giudici. Questo è un aspetto fondamentale, cioè gli errori formali, che sono poi quelli che permettono la libertà a coloro che hanno compiuto i reati. Allora abbiamo poliziotti, carabinieri che lavorano e poi qualcuno fa un errorino.
beh, abbiate pazienza, io lo trovo abbastanza grave. Sì, ma la giustizia in questo paese non ha mai funzionato, quindi lei che vorrebbe fare i pedigree, insomma, il giudice lo faccia. No, non è così che si fa politica, non è così che si amministra una città, fra l'altro lei è un amministratore, glielo dico così a cuor leggero sinceramente. Però significa che la giustizia non funziona e che vengono nascoste, ecco, le carte, se lei dice che anche i giornalisti non ne vengono a sapere, vuol dire che si possono anche nascondere. Allora significa che chi governa, chi comanda in questo paese non è la politica ma è la giustizia, come i giudici abbiamo sempre detto. Noi della Lega abbiamo sempre detto, ma non per essere contro, non è un essere contro qualcuno, no, è per dire come stanno i fatti. Perché se questi, come lei diceva prima, sono stati scarcerati per vizi di forma, possono essere tanti vizi di forma, no, prescrizione, chissà, gli atti che non hanno avuto il bollo giusto, anche quello può essere. Cioè possono essere anche delle inezie che in realtà scatenano tutta dopo lunghe indagini, insomma, ci fu una polemica. Una burocrazia malata, Però e poi noi arriva, ci troviamo i delinquenti fuori. Sì, questo è il fatto. E questo è il fatto, solo che i giornalisti... Voi come giudici, voi come sindaci avete anche dei problemi, perché voi aspettano di tenere in ordine il territorio. I sindaci di comuni medi, non certo come Padova, ma che sono più piccoli, non è che siano in grado di risolvere i problemi però della la delinquenza giustizia. Tocca anche voi. Benissimo, ma un problema che abbiamo è questo. Che giustizia abbiamo? Perché prima mi riferivo ai giornalisti, perché è indubbio che le notizie, la questura, la prefettura, gli inquirenti, sempre le danno, se no i giornalisti cosa scrivono? Ma mica sempre. Esatto, perché alcune notizie vengono date e alcune no? Perché non c'è un nome e un cognome quando ci sono degli errori. Questo è uno dei grandi problemi. Cioè io quando sbaglio rispondo. Certo, le risponde ai suoi lettori, è logico. Questi non sono stati eletti da nessuno quando rispondono. E questo è l'altro problema. Noi abbiamo i carabinieri... Bisogna leggerli come negli Stati Uniti, si diceva. Noi siamo alla Lega per i giudici magistrati eletti dal popolo. Questo è un problema. Allora andiamo a casa del magistrato, sa com'è, no? Sappiamo di averlo letto, insomma gli rendiamo anche conto, diciamo, ma scusa, noi ti abbiamo letto cosa hai fatto? Non hanno nessun tipo di controllo, sono autoreferenziali. E quindi io, insomma, adesso sto Mascolo, abbiate pazienza. Non le piace proprio la mossa di Mascolo. Sì, cioè. Ma guarda, pensava, aspetti Mazzetto, aspetti, mi faccia sentire il sindaco. Aspetti, allora, io consiglio di andare a vedere le sentenze di Mascolo. Ma quale pensava lei prima? Diciamo? C'era stata l'inchiesta che riguardava alcuni finanzieri. Ma poi c'è questa, poi c'è anche quella del maestro, eccetera, che è stato spostato. Tutte cose stupidaggini, il maestro che è stato spostato, se quanti maestri vengono spostati? Guardi, sa com'è? E allora quando si parla dei giudici è molto complicato, no? Perché nessuno può giudicare. Ma di maestri io dico andiamo a vedere da dove arriva, cosa fa, si può. Cioè le dice rischia di essere un autogol per la Lega Nord, è questo che lei intende dire, ho capito? È solo sospettoso, a lui piace dire cose negative di giudici, però che i giudici non guardino noi, ecco. Se li vogliono ancora il PD, se li vogliono ancora tenere a sinistra, vogliono ancora essere legata ho sempre detto da sempre, guardi, che io non vorrei mai un giudice in politica, quindi ognuno parla per sé. Io non ho mai visto un giudice, cioè non mi piacciono. Le sinistre, ma tutti, scusi, ma abbiamo un sacco di magistrati che hanno lasciato la toga e fanno politica e di primi cittadini, cosa mi viene a dire? Se lei non piace, poi il mondo va diverso. Quanti sono parlamentari, hanno lasciato, quanti? Anche lo stesso Emiliano, no, che corre contro Renzi, e allora vengono, vede, perché i giudici, la giustizia ha sempre fatto politica. Mi piace di più che uno si identifichi e dica, io sto di qua, io sto di là, io sto in mezzo, piuttosto che lavorino senza prendere una posizione identitaria, quello l'hanno preso, poi possiamo dire questo ci piace, questo no. Allora, ed è proprio per questo, visto che la pensiamo allo stesso modo, che un giudice Mascolo che oggi esce, francamente lo troverei fuori tono, fuori Emiliano coro. Invece che ha scelto ma io guardi, siamo tutti uguali, ce ne sono tanti. Ma neanche Emiliano mi piace, ma potrei anche fare tutti i giudici che si mettono a fare politica. Ma intanto lasciano il loro De Magistris, ne abbiamo avuto tanto, lasciano il loro mandato e lo lasciano. Siamo d'accordo. Almeno su questo siamo d'accordo. Che non ci sia la commistione. Non voglio concentrarmi solo su questo, ma vorrei farvi ascoltare le parole. No, dopo ci arriviamo alla seconda parte, però le parole dell'avvocato di Massimo Zen, che è appunto questo ranger che ha sparato nel tentativo di fermare
i banditi. Che cosa racconta del suo assistito, delle sue parole? Sentiamo. È scosso e provato perché è un'esperienza che capita raramente di vivere, quindi è provato per quelle che sono anche le conseguenze avvenute dopo il fatto, ma tutto sommato insomma è forte. Racconta così l'avvocato Daniele Panico lo stato d'animo del suo assistito Massimo Zen, il ranger che nella notte tra venerdì e sabato ha esploso un colpo di pistola nel tentativo di fermare la banda in fuga che aveva seminato il panico dopo l'assalto ai bancomat a Vedelago. La pallottola ha raggiunto un giostraio 37enne che ora si trova in gravi condizioni al Cafoncello, i complici dell'uomo invece ancora in fuga. Ora il ranger teme per la sua famiglia. Il mio assistito si è scoperto una persona vulnerabile, cioè che può essere colpita a livello familiare, il suo pensiero, la sua preoccupazione per la famiglia. Questa notorietà inattesa, non voluta, inaspettata, ovviamente pone in lui delle perplessità, delle paure per la sua famiglia. Massimo Zen lavora da diversi anni come vigilante, una carriera senza ombre, un riconoscimento ricevuto per il 15° anniversario di attività. Poi, in pochi minuti, la sua vita è stata stravolta, tutto è cambiato, ma ripensando a quegli attimi, l'uomo è convinto di aver agito nel giusto. Lui ritiene di aver agito nella legalità, in quelle che sono le sue facoltà, le facoltà anche di un privato cittadino, quindi ritiene di non aver fatto nulla di più di quello che la legge consente in queste circostanze e quindi ritiene di aver operato nel giusto. Il ranger, che continua a lavorare per la Battistolli e che in questi giorni si trova in ferie, è indagato per tentato omicidio. La famiglia del ferito ha già fatto sapere l'intenzione di costituirsi parte civile. Il mio assistito, spiega l'avvocato Panico, ha già fornito la sua versione dei fatti. Aspettiamo che la magistratura faccia chiarezza. Confidiamo che il tutto possa essere chiarito rapidamente. Quindi indagato per tentato omicidio, ora la famiglia del giostraio si costituisce parte civile. Cosa dice? Questo sono successi altri casi, no? Qualcuno ha dovuto pagare, lei sa, qualcun altro no. Cioè, di coloro che hanno ucciso, su questo è gravemente Hermes ferito. Mattielli, penso. Ecco. E c'è gente che poi è arrivata allo stremo, qualcuno che si è tolto la vita, no? Di coloro che sono stati accusati di omicidio, come in questo caso. È difficile. Cioè, perché non esiste una legge sulla legittima difesa e bastava che avesse sparato un po' più giù, no, non so, alle gomme, e a volte sono anche gli errori, no? Gli errori umani. Quando hai un'arma in mano ci può essere l'errore. Non credo che avesse intenzione di ucciderlo, non credo, perché non è stupido, insomma, cioè, che è abituato ad avere l'arma. Non è un neofita, non so, un cittadino qualsiasi che improvvisamente si trova davanti un ladro, quindi può sbagliare, può ucciderlo senza, diciamo, colpirlo in maniera errata o troppo, senza mai ferirlo le gambe, così intanto lo placca. Ma se cominci già a prenderlo in testa e già le cose sono diverse. Lui sicuramente ha sbagliato mira, e questo non so come andrà a finire. Sindaco, questa paura adesso, no, del ranger, quello che colpisce. Sì, effettivamente è così, per cui io non me la sento di giudicare i fatti, perché credo che anche la ricostruzione dei fatti non sia molto semplice. Poi la legittima difesa si sta oggi discutendo dentro casa, nel recinto di casa, eccetera. È un argomento delicato e quindi qua si tratta anche di capire se il ranger aveva la facoltà e la possibilità. C'è di fatto però che lui fa un lavoro che era quello di controllare il territorio. E nell'esercizio del controllo ha pensato che questo fosse una reazione equa rispetto al furto, no? Io lascerei agli inquirenti sicuramente fare le analisi che noi oggi non possiamo fare. Certo è che dobbiamo assolutamente dare la nostra solidarietà al ranger e anche all'azienda Battistolli in questo caso, ma anche di tutte le aziende, di coloro che lavorano in queste situazioni, perché se è la paura del signor Zen, e credo che sia legittima, è anche la paura di tutti coloro che lavorano. Io veramente provo a pensare a tutti coloro che stanotte si troveranno a fare dei giri e dicono: e adesso? Cosa facciamo? E se per caso la reazione non è su Zen, ma magari capita a qualcun altro, come a dire... Cioè se la possono prendere con un altro vigilante... Certo, quindi io francamente trovo che in queste situazioni uno Stato forte deve reagire in maniera forte e quindi tutelare le persone che lavorano, che è un lavoro
mi sia consentito sporco, nel senso che quando uno gira con l'arma non è sicuramente... È sempre in pericolo. Brava, è sempre e quindi, però bisogna bisogna assolutamente legiferare su questo argomento quanto prima, in maniera che le regole siano chiare. In questa situazione cos'è che succede? Che chi ha rubato, il famoso delinquente, può addirittura chiedere i danni. Qual è il limite? E mandare una famiglia allora io in penso, ma prima di mandarla in miseria, tu vivi nel terrore che ti ammazzino, ma poi hai anche i familiari, quindi si rivalgono i familiari, la cosa ma probabilmente non soltanto i familiari, ma tutti coloro che fanno questa attivazione. Come è successo a Parigi, no? Lo si è vendicato contro la polizia. Questo è un segnale preoccupante. Allora, ci fermiamo per un minuto. Ma bisogna mandare a casa, scusi, questo governo, chiudiamo, perché con loro non verrà mai fatto nulla di chiaro sulla legittima difesa. Mi pare che i tempi ci sarebbero. Mi pare uno spot per la Lega. No, non è uno spot, è vero. Lei ha fatto lo spot sul giudice, io faccio lo spot reale. Beh, ma là lo pensiamo allo stesso modo. No, il giudice ha detto che ho piacere che si decantino dal sistema o dal brodo di cultura in cui si trovano. È bene che si decantino. Ci fermiamo per un minuto, dicevamo, e poi affronteremo anche l'altro tema, che è quello del referendum del 22 ottobre con le parole di Luca Zaia oggi. Tra poco. Loro ma certe non 20:10, torniamo in diretta. Allora, subito quel che ha detto oggi il governatore Luca Zaia, che di fatto ha detto non è il mio referendum, è il referendum dei Veneti, insomma. Però prima di sentire una diretta interessata, poi è chiaro che il tema interessa comunque a tutta la regione. Sindaco, lei su questo come si schiera, che cosa pensa? Spero non se la prenda nessuno, io sono del PD, ma su questa cosa sono con Zaia. Bene. E io sono con Zaia nel senso, è bene chiarirlo, sono con Zaia nel senso che è giusto che i veneti esprimano la propria idea. Quindi lo dico da anni, quindi per chi mi conosce sa perfettamente qual è l'idea. Giusto esprimersi su questo tema o giusto esprimersi per il sì? È giusto che i veneti si esprimano, quindi il problema è perché dovrebbe far paura un referendum. Io non lo capisco, mi pare che ancora fino a prova contraria, anche se i giudici ci mettono lo zampino su tante cose, la Corte ha dato il via libera. La democrazia, sì, ma al di là di questo è fondamentale che i cittadini esprimano la propria opinione. Io sono per il federalismo, d'altra parte è inutile negare che il Veneto mantiene il resto del paese, per carità, insieme anche alla Lombardia, eccetera. E mi chiedo se è giusto che tutte le risorse dei nostri comuni vadano al resto del paese, tra l'altro con dei sistemi di disequilibrio non soltanto delle risorse ma anche con le cosiddette meritocrazie, cioè io ho dei vincoli che sono tali rispetto ad altri invece che hanno tante risorse e tante possibilità. Io faccio solo un esempio paradossale. Il mio comune chiude la mia esperienza amministrativa perché io vado al voto, termino i miei 10 anni, no perché ho finito, ho fatto 10 anni. Quindi, può sempre fare il consigliere, candidato, sì, no? ma è giusto, io sono per il testimone. Ma quindi... lei non è mica anziano, può lavorare molto, ma sì, ma insomma, in democrazia, morale, la ringrazio solo perché ha detto sì al referendum dell'autonomia. Sì, non ho dubbi che... Adesso ha cambiato atteggiamento. Ma non è questo il punto, io so soltanto che ho un comune che sono riuscito a portarlo a zero debito. Bravo. Ho un avanzo di bilancio dichiarato questa sera dalla ragioniera in cui ho 2.200.000 euro di avanzo. Bravo. Quindi zero debito, 2 milioni. Non posso spenderlo. Ho 34 dipendenti, mi spieghi qualcuno, dopo aver dato il 100% delle risorse allo Stato centrale, perché nel mio comune, dove c'è, credo, molta efficienza, si debba rispettare le stesse regole di Roma, Napoli, Catania. Ora, questo è il punto centrale. Cioè non c'è una premialità. È una giustizia sociale. Io posso dire una cosa, noi siamo per natura generosi, no? Siamo anche tolleranti con la Lega, per cui voglio dire... noi siamo tolleranti con voi. Allora, alla fine un 10% ce lo terremo nel nostro comune e quindi abbasseremo le tasse, faremo una lotta all'inquinamento, faremo una politica sociale. La domanda è quindi questa, qual è il ragionamento?
fondamentale. Il referendum è fine a se stesso, quindi è un gioco di immagine di Zaia, no, o produce ottenere qualcosa? Poi, questo è il problema. Allora, se serve, se anche questa parte, secondo me, dei veneti che magari non votano Lega diano una mano all'idea, bisogna superare il referendum, sia chiaro. È perché Zaia è presidente, ma sono anni che ci lavoriamo a livello regionale. Mi lasci finire o lasciate Zaia è bravo a vendersi, Zaia non si vende intanto, dato lei l'ha offeso, adesso lo difendo. Io l'avvocato, no, lei ha detto si venderà lei, non Zaia. No, bravo a promuovere la sua immagine. Questo intendeva vendere si vendono altre cose. No, chiariamo. Ma io devo dire che a differenza, ecco, la bravura di Zaia, che è un uomo retto, a differenza di quanto si vuole dire, che la Corte Costituzionale ha ammesso questo referendum. Lei sa che invece in Lombardia è stata una decisione interna, cioè del Consiglio regionale. Quindi vede che Luca Zaia è arrivato più in là di Maroni, quindi vedremo, anche se la data è la stessa, ma sicuramente noi abbiamo vinto rispetto alla Lombardia. Qua lo dico, vede, siamo della Lega, tutti e due sono della Lega, sia Maroni che Zaia, però dico la lungimiranza e quanto quest'uomo ha insistito, quanto si è messo in testa da Veneto capace. C'è il nodo anche del quesito, no? Ma che si ottiene dopo? Sì, ma il nodo del quesito, la Corte Costituzionale, mi lasci dire, non ha detto, non ha voluto la restrizione del quesito. Ha voluto un quesito allargato, aspetterà a noi adesso, a chi è in Consiglio regionale, stenderlo e anche farlo conoscere, condividerlo, perché verrà condiviso a livello di regione. E quindi ci sono tanti personaggi importanti, professori che si occupano di Costituzione, da Bertolissi ad altri che hanno aiutato, quindi ha sempre avuto Luca Zaia un team di esperti, perché un politico da solo, se non ha l'esperto di Costituzione, può sicuramente. Però anche Zaia stesso ha sempre detto il giorno dopo non è che abbiamo l'autonomia, no? Scusami, ultimo flash, Mazzetto, poi sentiamo il sindaco ancora? Sì, è un passo in avanti. Poi io penso che siccome le conquiste si hanno a fatica, cioè l'importante è che i veneti vadano a votare, come diceva il sindaco, ecco, questo è importante. Poi sui contenuti, che non sono altro che cosa, di trattenerci, stare il 10, il 15, il 20, su quelle cose poi bisognerà anche patteggiare, se così si può dire, come con lo Stato. No, scusa, mi lasci finire. Poi ci sarà come conseguenza fondamentale, perché se noi parliamo di autonomia, allora dovrebbe essere autonomia impositiva, autonomia legislativa, bisogna vedere quanto di autonomia poi si otterrà, ma sicuramente un grado di autonomia che ci permetterà di tenere qua più risorse, questo è il dubbio, soprattutto la diminuzione delle tasse. Non so se si arriverà alla flat tax, non lo so, il 15%. Cioè potrebbe approvare la flat tax però essere quello, ne approvi una. Sindaco, flat tax in Veneto grazie al referendum sull'autonomia. Lei ha €1 in tasca, facciamo la scommessa di un caffè? Guardi che io ce l'ho. No, la borsa è fuori. La borsa è fuori. Allora, scommettiamo questo caffè. Scommettiamo il caffè. Che non ci sarà un automatismo rispetto al referendum. Quello che voglio dire è semplicemente questo. Allora, per fare delle riforme bisogna in qualche modo che anche il resto del paese capisca che è l'ora di finirla, di farsi mantenere gli sprechi sulle spalle. Esatto. Chi mangia continua a mangiare. Esatto. Guardi, non ho mai visto in nessuna regione, anche le cosiddette regioni autonome, che sono delle abbia ridotto che noi la spesa allo spreco, fra l'altro, che sono sempre più esose nei confronti, vogliono sempre di più. Io penso che uno degli ostacoli così saranno appunto le regioni autonome più che le regioni normali, perché un po' alla volta quelle a statuto ordinario come la nostra cosa faranno? Faranno anche loro un quesito referendario, questo è importante per arrivare apre la strada quello del Veneto. Allora l'effetto del referendum avrà un effetto diciamo di allargamento del federalismo. Quindi scommettiamo questo euro che poi non c'è non ci sarà una soluzione sulla soluzione automatica dell'autonomia. Il vero problema è che sul referendum si pensa che sia la grande risoluzione. Noi avevamo grosso modo a livello comunale, poi c'è anche l'ambito regionale, avevamo questo 5-8% di risorse che mantenevamo
a livello locale. Cosa è successo? È arrivato Monti, spendi review, sì, basta, tagli, eccetera, eccetera. Adesso i nostri comuni, ma bel caso di Padova è eclatante, eccetera. E lei deve fare mea culpa qui. Non abbiamo mica voluto noi, Adesso qua sti spot continui. Aspetti, Mazzetto, che siamo già oltre i tempi. Questa è realtà politica, se lei si trova a disagio è per colpa Monti non era sostenuto dalla Lega, certo. Aspetti, sindaco, perché siamo già fuori, devo chiudere. Il vero problema è che quando erano al governo non hanno fatto niente, ma al di là della dialettica, ecco lo spot, abbiamo fatto anche troppo. Al di là della dialettica dobbiamo raggiungere dei risultati, e i risultati purtroppo in Veneto lo dobbiamo fare assieme. Cioè, questa questione Lega, per PD, fortuna, ma certo, 5 Stelle, questo è il punto fondamentale, perché chi che non diventi poi una vittoria nel caso solo di Zaia, le dice ma che sia condivisa anche per ottenere più voti. Scusi, dottor Avarino, adesso non mettiamo i carri davanti ai buoi, bisogna convertire, cioè andare verso insieme. Non è una conversione di tipo filistica, ma fare in modo che le persone vadano a votare, questo è importante per la loro ottenere il risultato. Per la loro dignità. Devo chiudere, grazie a Mariano Mazzetto e al sindaco Silvano Piazza, a voi per averci seguito. L'informazione vabbè, sentito nei telegiornali, ma forse nei prossimi giorni c'è una sorpresa. Allora continui a guardare Antena 3. Ci fermiamo, grazie a voi per averci seguito. Ora c'è il telegiornale del Veneto, buona serata. Grazie, buonasera.